Enerblue è una piccola azienda e quindi i progetti che presenteremo oggi si contestualizzano in questo tipo di habitat, che è un habitat peculiare anche rispetto agli altri. Enerblue oggi presenterà quelle che sono le iniziative che già fa a sostegno del reddito dei dipendenti attraverso un pacchetto welfare, attraverso delle una tantum sostenibili, attraverso una serie di iniziative che promuove per favorire quello che è il benessere delle sue persone, perché partiamo proprio da questo tipo di presupposto. In questo senso però si collega anche quello che è il nostro obiettivo futuro. Enerblue è un'azienda che 3 anni fa fatturava 4 milioni di euro, oggi ne fattura 20, quindi chiaramente dobbiamo sostenere la crescita importante che stiamo avendo, che è presente e futura, e quindi tutte le iniziative che faremo saranno rivolte in ambito welfare, rivolte anche ad aumentare quello che è la nostra capacità di attrarre talenti, quindi il nostro employer branding. Siamo anche in una zona che non è particolarmente felice da un punto di vista geografico e quindi tutto quello che facciamo come iniziative va verso il supporto alle nostre persone, ma anche rispetto alla nostra capacità di essere distintivi nel mercato del lavoro.